Molise è molto più difficile perché a Roma pensano che nessuno ti veda, tutto sommato non ti vai a scontrare con un potere ridicolo come questo. Invece raggruppare tutti voi alla dimostrazione, questa credo che sia la più grande risposta a questa lunga politica regionale che si sta mettendo in atto negli ultimi anni. Ne stiamo patendo troppo, in modo particolare negli ultimi 10 anni non si sta capendo più niente. Ma c'è una regia, io questo ve lo dico, lo sto dicendo da qualche giorno e lo ripeto questa volta. C'è una regia occulta, nemmeno tanto occulta, ma non è nemmeno quella che abbiamo pensato fino adesso, o meglio, è anche quella. Ma c'è un nemico forte, che non è Toma. Toma è un nemico che per noi conta poco, intanto i giorni sono contati politicamente parlando. Non ha più respiro e anche se lo tengono in vita è soltanto perché non rinunciano ai loro muri di soldi, perché di questo si tratta, di posizioni e di soldi. Il resto non gli interessa niente. Se questo consiglio regionale non salta per la sfiducia, noi li tartasseremo fino all'ultimo giorno dei 5 anni. Arriveranno con le ossa rotte e non potranno presentarsi a nessuna parte, così come è successo con Fortuna. Questo non bisogna dire. Faremo pagare loro tutto quello che stanno facendo pagare ai cittadini. E ritorniamo alla regia occulta. L'appuntamento, se ci state, perché io non mi faccio perdere quello, se ci state, bastano 7 giorni e noi siamo in via Genova perché c'è un nemico forte ed è Florenzano, il direttore generale della sanità. È praticamente la potenza più potenza che noi potevamo avere in Molise, ma anche al di sopra di quelli che già c'erano in queste regioni. Senza fare nomi ci capiamo perfettamente. Bene, Florenzano dal niente è diventato direttore generale della sanità e pensate, ha avuto l'ardire, lui che dovrebbe gestire la sanità e quindi premiare quelli che della sanità ne fanno un punto d'eccellenza, quindi uno che ha un medico valido, non solo gli devono i reparti, non solo gli devono i centri, non solo glieli bruciano, addirittura ha avuto l'ardire di fargli un richiamo e si deve anche andare a giustificare. Questa è la vergogna, più vergogna, più vergogna, più vergogna che ha solo nome, regia occulta. Questo è un potere straordinariamente forte. Bene, l'appuntamento è se vi va fra 7 giorni in via Genova a cacciare fuori quel signore, a venire a dire a noi come si è permesso di fare quello che ha fatto, come si è permesso di eliminare i centri e i reparti. Ma chi gliel'ha detto? Da dove è venuto questo personaggio? Ma che abbiamo nulla da dividere noi con questa gente che viene da fuori, che già ci passano quelli che abbiamo qui? Ma ve la vogliamo chiedere la carta d'identità a questi venditori di giocattoli? Che magari fino a quando vendono i giocattoli poco male, ma quando da giocattoli passano alle cose importanti fanno danni straordinari. Ma lo sapete sì che ieri sera è arrivata la lettera al dottor Rispoli dopo un onorato servizio e ancora continua in quel centro nonostante gliel'hanno bruciato, no? E questi personaggi non hanno avuto una parola di conforto, anzi lo hanno addirittura tartassato e gli fanno la lettera perché ha osato criticare la gestione Covid. E chi non l'ha criticata la gestione Covid? Si preferisce, come dire, ammutolire e se non è regime questo che cos'è? Amici miei, non dobbiamo aver paura, attenzione, perché le mascherine servono soltanto perché c'è un distanziamento e dobbiamo stare attenti, ma noi non dobbiamo aver paura, noi dobbiamo gridare forte la nostra rabbia. Noi siamo scocciati, noi non ne possiamo più di quello che sta accadendo. Questo palazzo che si riempie di parole ancora non riesce a risolvere, dopo già il quinquennio frattura, il problema dei diversamente abili e delle famiglie. Stiamo parlando di sanità, anche questo. C'è persone che praticamente hanno deciso per una vita di non poter lavorare perché hanno dei figli, dei parenti in casa da assistere, non hanno un sostegno. Ma vi rendete conto a che cosa si è arrivato? Ma ditemi voi se questa può essere una società civile. Ditemi voi. Fanno le graduatorie per vedere chi deve avere il sostegno per le famiglie. Sapete come si fa le graduatorie? Che se uno ha un figlio o un parente disabile al 100%, ci sta quello che è disabile al 101%, 102%, cioè uno che è 100%, non lo so io dove arrivare, e però basta a quel punto che non avere il sostegno da parte di questi soggetti che prendono 12.000 euro. Ma se non è vergogna questo, ma di che cosa vogliamo parlare? Ma veramente noi vogliamo continuare a votare persone che dicono un sacco di stronzate in campagna elettorale e poi non ne fanno una che si dica una e non gli puoi nemmeno dire ah. Io mi sono permesso ieri di fare un post alla
alla consigliera Calenda eletta in quella provincia di Segna, dove gli ho detto scusa un attimo, ma tu hai rilasciato un'intervista alla dichiarazione del tipo io non voto la sfiducia perché, come dire, mi viene imposta dal PD e dai 5 Stelle. No, te la impongono le persone che ti hanno votato. Ti hanno detto che tu devi sfiduciare questi e ve ne dovete andare a casa perché state combinando dei disastri. E beh, ha avuto pure l'ardire di chiamarmi 2 volte stamattina per dire che io queste cose non le devo dire, che non mi leggo bene l'intervista. Scusate, se l'ho letta male, io penso che l'avete letta tutta, la dichiarazione è questa. Non voto perché lei non si fa dettare la gente. Allora qua con la scusa dell'agenda, cioè parla uno qualsiasi, detta la gente o non voto. Si fanno le cose per i VIP, no, qua si fanno le cose tanto per soldi. È chiaro che se ottengono assessorati o posizioni di un certo prestigio, ma la fanculo i disabili, ma la fanculo gli ammalati, eccetera. Sapete io da chi ho ricevuto tutti i messaggi? Tra ieri, l'altro ieri e stamattina, da quelli che non stanno bene. Mica da quei vigliacchi cittadini molisani che qua stamattina non ci stanno, sono tanti. Se siamo 300.000, ce ne mettiamo pure 100.000 ammalati, gli altri 200.000 sono vigliacchi. Questa è una popolazione di vigliacchi, di omertosi, che si meritano questi qua, ma loro se li meritano, noi no, noi non li vogliamo. Non è questo quello che noi ci aspettiamo nella società civile. Noi ci aspettiamo che a fronte delle nostre tasse ci siano servizi per le nostre tasse. E non che le nostre tasse vanno a finire al 40% ai privati. I privati, se sono capaci, e lo sono, si facessero la loro sanità. Noi vogliamo che con i nostri soldi si paghino le nostre prestazioni. I nostri ospedali sono tutti chiusi. E attenzione qua, ve la voglio dire, l'ho detto nelle piazze singole, nei giri che abbiamo fatto questi giorni, ma lo voglio ripetere qua davanti a questo palazzo. Attenzione alla trappola dove qualcuno sta cadendo e qualcuno è anche complice, senza fare nomi, io li faccio sempre, ma stamattina facciamo a me. Si sta parlando da troppo tempo dell'ospedale Covid, il motivo c'è, perché parlare dell'ospedale Covid significa far dimenticare alle persone con la paura del Covid che esiste un problema serio, gli ospedali che non abbiamo. E allora come mai noi troviamo che praticamente 120 sindaci firmano per l'ospedale Covid? E chi sono questi 120 sindaci? Saranno almeno l'80% gente che sostiene questo. Questo è un gioco delle 3 carte, sono tutti d'accordo. Parliamo del Covid, facciamo qua, lo facciamo là, l'importante è che ne parliamo. Facciamo finta che non siamo d'accordo, ma siamo d'accordo su che cosa? Li facciamo sfogare, l'importante è che loro dimenticano che ci sono gli ospedali chiusi. Intanto gli apriamo il Covid, a parte che non apriranno nemmeno quelli, perché questi non sono manco capaci di raccimolare 4 soldi per aprire un ospedale. Allora questi sono capaci di raccimolare tutti i soldi per chiudere tutti gli altri ospedali, per fare un favore a quelli che sono i padroni. E veniamo anche ai padroni. Vogliamo ancora continuare con la logica che noi siamo una massa di pecore che ci facciamo mettere sotto un gioco da 4 persone, cioè 300.000, che non è un quartiere di Roma, è una regione, finiamola pure questa storia, è una regione, fino a che si votano gli esponenti regionali, questa è una regione, quindi non è un quartiere. Il quartiere non si vota un governatore, qua si vota un governatore. Allora fino a quando noi Ragazze, volete fare una dichiarazione a caldo per Termoli? Facciamo gestire una regione. C'è la diretta? Sì, c'è la diretta Facebook, una dichiarazione a caldo. Allora, per Termoli, il consiglio che do è di non farsi fregare con la pediatria. Ecco. Anche perché essendo ospedale è previsto. No, me la state tirando su perché siamo a distanza. Anche perché essendo ospedale è fondamentale avere la pediatria e c'è scritto anche per quanto riguarda le linee guida della pediatria ed è stato approvato dalla conferenza Stato di Regione, quindi occhio a non farvi fregare, perché un ospedale di base ha bisogno, essendo sede di pronto soccorso, la pediatria potrebbe fornire l'osservazione e le consulenze per i pazienti che arrivano quindi occhio. Certo. A caldo? A caldo, va cotta. A caldo, che ti devo dire a caldo? Qua stiamo assistendo ai salti di Pulcinella, nel senso che siamo veramente rovinati. La situazione è seria, abbiamo troppe cose che bollono in pentola, dal centro Covid, del reparto di malattie infettive all'Arino, ai reparti appunto che vengono smantellati a Termoli, perché abbiamo ancora la spada di Damocle che pende sul punto nascita, sulla pediatria adesso appunto, e sul consultorio, dove tu sai benissimo come molti anche che ci seguono, che
rimasto allo stremo delle sue forze con una sola ostetrica, un solo ginecologo e la psicologa che andrà in pensione tra qualche giorno. Ma anche con molti altri reparti, con file interminabili delle liste di attesa che con il Covid si sono allungate e si sta cercando una soluzione, gente buttata fuori ad aspettare. Con quell'improbabile sala d'aspetto. Improbabile sala d'aspetto appunto fuori ad aspettare, che si cerca di attrezzare alla meglio, cioè e qua dallo Stato alla Regione si pensa a fare cambi di poltrone, si pensa a fare di tutto di più tranne che a pensare alle cose serie. Speriamo di riuscire a trovare una soluzione quanto prima, perché veramente non ne possiamo più adesso. Grazie a Deborah Staniscia. Andiamo a prendere la Andrea. va a portare a casa sua, da quel territorio che evidentemente è dove sono abituati a certi metodi. Noi che abbiamo la faccia pulita e siamo onesti, noi certi metodi non li accettiamo. Mi fate la cortesia Andrea Di sapere Paolo, quanti a di noi caldo, saranno una dichiarazione per fra una oggi. A caldo siamo molto caldi, nel senso che oggi c'è la base, c'è molta gente e si vede che la manifestazione è genuina, c'è una manifestazione spontanea di persone, cioè vediamo quante casalinghe, operai, gente comune che oggi ha lasciato anche il lavoro per venire qua. Questa è la cosa positiva, cioè io non dico no, dovevano stare 200.000 persone, quello no, secondo me questo è già un grande segnale, se oggi ne siamo 100, 150, 200, secondo me siamo sulla strada giusta per difendere le nostre strutture, i nostri territori, ormai martoriati completamente. Vedete dal discorso dall'Alto Molise al Basso Molise, vediamo come oggi anche Termoli, cosa sta succedendo con i balletti dei rigiri, che poi alla fine ci mancano medici, reparti che non funzionano, è una cosa vergognosa, file di persone sotto i capannoni, cose inventate completamente. Fossero capannoni farebbero più ombra in realtà. E la gente continua a subire. Allora noi diciamo oggi c'è la base e continuiamo a dire con la base che siamo contro questo sistema di potere e siamo per il diritto alla salute, quello sia chiaro. Grazie Andrea, oggi faccio la report. Dov'è? Dilma, dove sta Dilma? Una dichiarazione a caldo per Termoli, dai. Ah, signori, sono stata a Termoli a fare la fila al pre-triage, allucinante, incredibile. È una situazione che deve essere assolutamente ribaltata, dobbiamo assolutamente provvedere a fare delle azioni che ci riportino ad avere un minimo di servizio sanitario. Siamo qui oggi anche per denunciare quello che è successo durante l'emergenza, perché io non so a voi se vi è piaciuto come è stata gestita l'emergenza sanitaria durante la pandemia, ritengo che siamo stati completamente abbandonati, che ci sono successe delle cose vergognose, per cui noi oggi saremo qui anche per chiedere le dimissioni del Consiglio regionale. Bene, grazie Dilma, c'è tanta gente, oggi mi diverto a fare la reporter per gli amici. E tu una cosa a caldo? Io una cosa a caldo, ma in realtà avete già detto tutto. Cioè, le altre cose quando abbiamo fatto questi presidi, sì, erano di rappresentanza, ma noi un obiettivo abbiamo, di muovere la gente. Posso fare una domanda a queste belle signore? Da dove venite? Ok, siete qua oggi per appoggiare la causa? Dite qualcosa, un commento a caldo. Della sanità pubblica in generale, prima di tutto. E poi io penso solo per la propria zona, vabbè. Anche per l'ospedale italiano. Secondo voi l'emergenza Covid come è stata gestita? Malissimo. Voi ci sono stati casi? Sì, come no, da noi sono venuti la notte a prendere i vecchietti dalla casa di riposo, vergognoso, sembra che se li stavano a rubare senza dire niente ai parenti, i vecchietti terrorizzati, hanno fatto dire schifo e fargli un complimento. E poi niente, poi ce li hanno restituiti, due, mi sembra due sono deceduti. E questo è purtroppo, Non ce lo meritiamo. no che non ce lo Non ce lo meritiamo, meritiamo. anche perché siamo quelli che paghiamo più tasse il Molise. Però pare che qua conta solo la sanità privata, chi ci governa è pro alla sanità privata, da quello che dimostrano, perché se no gli ospedali non li vedevano. Ci vuole un cambio di rotta.
Ma proprio di brutto, radicale, di sì. brutto. Grazie mille. Grazie a lei. Sì, Andrea, se parlo io ti senti più. Oggi mi sto divertendo a fare la reporter. Va bene. Sì, sì, mo faccio presento domanda. Diamo la parola anche agli altri, quelli che sono venuti oggi, allora vedo quindi da Agnone, da Benastro, da Isernia, da Termoli, da Larino, allora facciamo sentire